La Lazio è felice di ricominciare. Con Formello riaperto e giocatori entusiasti, il club capitolino si appresta a ricominciare gli allenamenti, con tanta voglia di giocare ma anche molta prudenza. E l'idoneità sportiva di ciascuno certificata grazie agli esami medici previsti dal protocollo del Comitato Tecnico Scientifico, oltre a una struttura sanificata nelle scorse settimane. Il tecnico Simone Inzaghi è stato presente fin dai primi test, osservando da lontano i suoi giocatori impazienti di poter tornare in panchina. Salvo cambiamenti, le Aquile svolgeranno allenamenti individuali almeno fino al 17 maggio. Il Milan è pronto per tornare sul campo. Biglia e Bonaventura hanno fatto da apripista per gli screening medici obbligatori per tutta la rosa rossonera oltre che per lo staff di Pioli, e se non ci saranno intoppi gli allenamenti individuali a Milanello inizieranno giovedì 7 maggio. Per rispettare le norme sanitarie, la società meneghina scaglionerà le sedute tra mattina e pomeriggio, dividendo i giocatori in 2 gruppi da 12 che a loro volta lavoreranno a gruppi di 4 sui 3 campi del centro sportivo, mentre i portieri si alleneranno di pomeriggio. Nel programma saranno inclusi lavoro atletico, di forza e forse anche esercizi con il pallone. Cristiano Ronaldo è tornato in Italia, lo aspetta la quarantena e poi via sul campo di gioco per allenarsi e tornare in pista con la Juventus. Di lui in queste ore però ha parlato anche un suo ex compagno di squadra e che tra l'altro ha anche vestito la maglia bianconera dal 2014 al 2017, cioè Patrice Evra, che, con il campione portoghese, ha condiviso lo spogliatoio del Manchester United per 3 stagioni. Il francese, parlando nell'ultimo episodio di Podcast United, ha svelato che Sir Alex Ferguson gli aveva rivelato di voler riportare Cristiano Ronaldo allo United e di aver ricevuto il sì del calciatore. L'allora tecnico dei Red Devils gli avrebbe confessato: «Il mio obiettivo è che sono sicuro al 99% che avremo Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. Ho solo bisogno di questi due per vincere di nuovo la Champions League. 99%. E per essere onesti, quando parlo con Cristiano gli chiedo e lui mi risponde di sì». La trattativa non andò in porto. Cristiano Ronaldo rimase al Real Madrid e Gareth Bale lo raggiunse ai Blancos. 2 settimane dopo, continua Evra, il tecnico scozzese avrebbe annunciato alla squadra la sua decisione di concludere l'esperienza sulla panchina dello United dopo 27 anni. La Formula 1 ha raggiunto un accordo riguardo il tetto di spesa per i team, che è stato ridotto di 30 milioni, arrivando a 145 milioni rispetto ai 175 iniziali. La conferma arriva dal direttore generale del Circus Ross Brown, che ai microfoni di Sky Sport UK ha spiegato: «Dobbiamo ridurre i costi e perciò è stato fatto un grosso passo in questa direzione. Con l'attuale crisi inizieremo ora a 145 milioni. Adesso si tratta di capire quanto davvero possiamo spingere ulteriormente verso il basso questo limite nei prossimi anni. Con la situazione che abbiamo, la sostenibilità economica è la priorità». L'ingegnere ha poi spiegato che la Formula 1 sta cercando un modo per equilibrare il sistema, aiutando tutti i team indipendentemente dalla loro portata. «Stiamo cercando di rendere equilibrato l'intero sistema, limitando le somme che potranno essere spese e distribuendo il denaro in maniera più equa fra tutti i team. Solo così possiamo rendere il loro futuro sostenibile», ha concluso Brown.